Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, benvenuti all'Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi e questa è Radio Libertà. Parliamo di libri e parliamo innanzitutto della cinquina del primo Strega, ovvero dei 5 libri che si sfideranno nella finale che come tutti gli anni si tiene il 3 luglio. Diciamo, innanzitutto guardiamo i titoli. Il primo, in vetta abbiamo Baiani, Andrea Baiani, con il libro L'anniversario di Feltrinelli, 280 voti. Al secondo posto abbiamo Quello che so di te, Wanda, di Nadia Terranova, con 226 voti. Elisabetta Rasi con Perduto e Costumare, 205 voti. E infine, al quarto e quinto posto, a pari merito, Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo, Mondadori, e Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, Terra Rossa editore. Alcune osservazioni sparse. Dovrebbe essere l'anno di Baiani, con la possibilità, però, se diciamo che se il gruppo Mondadori volesse sommare i voti di Nodi 180 con quelli di Elisabetta Rasi, che è di Rizzoli, come sapete adesso è un altro di proprietà della Mondadori, sommando queste due cifre, probabilmente potremmo andare a insidiare Baiani. L'unico piccolo editore che è incluso è Terra Rossa, un editore nuovo che sta lavorando molto bene, e Michele Ruol è un esordiente, quindi diciamo la sorpresa, tra virgolette, perché di sorprese vere allo Strega non ce ne sono mai, è appunto Ruol con il suo primo romanzo subito direttamente in cinquina. Adesso inizia il periodo in cui gli editori chiamano i vari giurati che sono detti amici della domenica e caldeggiano il proprio libro. C'è poi, insomma, non è molto diverso dal mercato delle vacche alla fine, però stiamo parlando comunque di un premio che muove le sue copie, per cui è ambito e gli editori cercano di garantirsi pacchetti di voti. Quante copie muove il premio Strega è un punto interrogativo da qualche anno. Un tempo si poteva dire tranquillamente 100.000 e si era sicuri di non sbagliare di molto in positivo o in negativo. L'ultimo successo travolgente credo sia stato quello di Paolo Giordano con La solitudine dei numeri primi, che era un libro, un esordio anche quello per un grande editore, per Mondadori, e quello insomma ebbe un ritorno in termini di copie vendute davvero notevole. Ci fu quindi poi l'era degli esordienti. Gli esordienti sono sempre un buon affare per un editore perché costano poco in termini di anticipo e se vanno bene quindi fanno guadagnare molto. Se poi vincono lo Strega fanno guadagnare moltissimo. E quindi c'è stata poi l'epoca, appunto, dicevo, degli esordi, Paolo Giordano, la Silvia Avallone e tanti altri. Poi a un certo punto il premio ha come dire, denunciato una flessione, nel senso che iniziava a far vendere qualche copia in meno rispetto alle 100.000 canoniche. E allora cos'è successo? È successo che gli editori hanno puntato su un'altra strategia. Prendiamo un libro che ha venduto già discretamente, ma non diciamo ma non ha sfruttato per intero il suo potenziale, lo mandiamo allo Strega e se vinciamo facciamo il botto. E quindi ecco i libri come quello di Andrea Baiani che è entrato in classifica. È un romanzo dignitoso, un po' ombelicale, a qualcuno ha ricordato il romanzo di Antonio Franchini sulla madre che l'anno scorso ebbe un buon successo.
Comunque, diciamo, i libri dello Strega sono questi. Francamente è più interessante, come dire, l'aspetto da mazzetta, diciamo noi giornalisti, ovvero i retroscena editoriali, i movimenti dei voti sono più interessanti dei libri che francamente, con le dovute eccezioni, non rispecchiano mai il meglio della produzione, rispecchiano il meglio della produzione orientata al mercato, e ovviamente non c'è niente di male a scrivere dei libri orientati al mercato, basta non pretendere poi di rivenderceli e di spacciarceli per capolavori letterari. Bene, abbandoniamo il premio Strega al suo destino e passiamo. Tra l'altro Baiani ha già vinto il premio Strega Giovani, che viene votato dai ragazzini del liceo. Solitamente chi vince negli ultimi anni, chi vince lì poi vince anche alla fine. Stop con il premio Strega, passiamo a tutt'altro. Ora, qui spesso parliamo di libri molto seri, però oggi invece voglio parlare di un genere che io non amo, che frequento poco, però con una serie di libri che invece, a mio avviso, valgono veramente la pena, perché non sono il solito giallo, come dire, liofilizzato, che ci viene proposto in migliaia di titoli durante il corso dell'anno, no? C'è il detective depresso che va a caccia di un assassino, che è un serial killer, che prende spunto dalla Bibbia per uccidere le sue vittime, insomma. È una specie di Seven, se avete in mente il film, replicato all'infinito, con dei momenti di comicità involontaria. Vi ricordo che, ad esempio, c'è una serie di gialli ambientata nel paese di Casalbuttano, che io conosco bene perché sono di Cremona e Casalbuttano è in provincia di Cremona. Ora, una serie di omicidi a Casalbuttano, voi contate che a Casalbuttano, non lo so, se probabilmente sono più gli animali da cortile che gli uomini, nel senso che è un piccolissimo borgo, è molto carino, ma insomma è un piccolissimo borgo della provincia di Cremona. Ora, pensare che lì ci sia un omicidio ogni 20 minuti, francamente è un po' bizzarro. Comunque, veniamo ai gialli che vi dicevo e che mi sembrano degni di nota. Innanzitutto non siamo in Italia, siamo in un luogo però che già è stato al centro di una serie di gialli scritti da scrittori quasi sempre francesi, ma talvolta anche italiani, e mi riferisco alla Costa Azzurra, quindi a Cannes, Antibes, Juan Le Pen, Saint-Tropez, e in particolare alla città di Nizza. Ora, molti di voi che seguono i gialli sapranno che di solito è Marsiglia la capitale del crimine scelta da questi autori. Adesso invece è Nizza, forse perché Nizza è comunque una città, diciamo, cosmopolita, e perché, diciamo, in realtà è il capoluogo della Costa Azzurra, e in un certo senso è è la città meno francese di Francia, perché diciamo quasi tutto, da toponomastica, architettura, dialetto, gastronomia, ricorda anche un passato che è ligure e piemontese, no? Quando Nizza apparteneva al Regno di Sardegna. Comunque c'è una nuova autrice, nuova per noi italiani, che si chiama Michelle Pedinielli, che è una ex giornalista e che ha ambientato una serie di gialli proprio nella città di Nizza. La protagonista di questa serie si chiama Giulia Boccanera, quindi ha diciamo un nome italiano, e questo primo romanzo approdato in Italia, che si intitola proprio Boccanera ed è pubblicato da Fandango. Non è però l'unico romanzo giallo appena uscito, nuovo, che troviamo ambientato in questa zona.
abbiamo Il confine della vergogna, edizioni Le Assassine, che è scritto sempre dalla Pedinielli, ma in compagnia di un amico italiano, scrittore, Valerio Varesi. Valerio Varesi è un autore interessante perché diciamo, è molto amato da uno scrittore molto amato dai francesi, è più noto là che qua. Ovviamente loro fanno venire fuori l'altro volto di Nizza, no? E della Costa Azzurra, che non è quello glamour, ma è quello oscuro di chi fa affari all'ombra appunto della Croisette, del Festival del Cinema e del turismo di massa. Diciamo, il capostipite è nobile perché il primo ad ambientare un romanzo di successo, un romanzo giallo di successo in questa zona fu Graham Greene, grandissimo scrittore inglese che abitava ad Antibes e che scrisse J'accuse The Dark Side of Nice, il lato oscuro di Nizza. Volume che peraltro gli procurò denunce e antipatie fino alla morte. Ma c'è un'altra traccia di criminalità in qualche modo legata all'Italia, perché a Nizza si formò Albert Spaggiari o Spaggiari se preferite, che è l'ideatore del geniale colpo criminale con il quale nel 76 svuotò i caveau di una banca del centro passando attraverso le fogne cittadine e lasciò una scritta diventata poi uno slogan, ovvero senza fare del male a qualcuno. Cioè questo ladro gentiluomo, che poi si rifugierà in Italia, per questo dico che c'è una traccia di Italia, questo criminale gentiluomo non utilizzava mai la violenza durante le rapine, in particolare durante questo colpo spettacolare. Quindi io vi consiglio di fare un salto in libreria e quest'estate magari si può pensare di leggere Boccanera di Michel Pedinielli, pubblicato da Fandango. Bene, e adesso passiamo a tutt'altro argomento. Andiamo su cose un pochino meno allegre, meno divertenti. Beh, il noir forse non è allegro, però di sicuro è divertente. Allora, prima però farei la pausa e mettiamo un brano che introduce la seconda diabolica parte di trasmissione. Il brano è Hells Bells degli AC/DC. Abbiamo ascoltato proprio l'inizio di un grande successo degli AC/DC, Hells Bells, e adesso tocchiamo degli argomenti invece un pochino più seri rispetto alla prima parte. Allora, noi stessi, anche noi qua, abbiamo parlato più volte di questo fenomeno, che è un fenomeno politico, economico, con però una forte radice e anche delle forti conseguenze diciamo culturali. Abbiamo parlato quindi spesso della tecnodestra, ovvero come dire di quella specie di alleanza tra le grandi big tech che si occupano di dati e una parte della politica. Questa alleanza diciamo trovava la sua sintesi
nella presenza di Elon Musk accanto a Donald Trump. Sappiamo però che come le cose sono andate a finire male per questo primo banco di prova della tecnodestra. Sono andate a finire male perché Trump e Elon Musk hanno fatto un litigio clamoroso, o meglio, Elon Musk ha fatto un litigio clamoroso con Donald Trump che per ora non ha risposto. Per chi non lo sapesse, Musk ha postato sul suo social network che è X, l'ex Twitter, una serie di messaggi in cui accusa Trump di essere negli Epstein Files, una storia oscena di perversione pedofila organizzata da questo maneggione Brian Epstein, che poi è stato trovato suicidato, cioè nel senso che c'è qualche ragionevole dubbio sul fatto che fosse un suicidio, è stato trovato morto, diciamo, nella sua cella. E appunto anche Trump avrebbe partecipato, secondo Elon Musk, a questi festini. In passato Trump aveva già detto che invece assolutamente aveva accettato un passaggio sull'aereo di Epstein, ma non lo conosceva così bene e che non aveva mai partecipato a nessuna delle sue feste. Ora, quindi questo tema della tecnodestra si continua però a riproporsi, no? Quello che vi voglio dare è un assaggio del dibattito che si svolge prevalentemente all'estero, purtroppo, e che è il dibattito fondamentale del futuro, cioè è il dibattito intorno ai dati, i nostri dati, quelli che noi lasciamo spontaneamente in rete, quelli che ci vengono chiesti, quelli che ci vengono, come dire, sottratti con anche l'inganno, con le intercettazioni o in tutti i modi, insomma. Sono quei dati da cui le grandi aziende riescono a tirare fuori delle tendenze che permettono una sorta di previsione del futuro. Ora, uno dei temi è il sovranismo. Noi abbiamo parlato per anni di sovranismo. Ora però ci vengono a dire che gli studiosi ci vengono a dire giustamente che il dibattito era monco, mutilato, mancava una parte. Cioè tu non puoi parlare di sovranismo se non prendi in esame l'aspetto del digitale. Ad esempio, c'è un saggio, vi faccio qualche esempio di saggi che potete trovare su tutti gli scaffali delle librerie, sono quasi tutti nuovi. La debolezza dell'Europa, che è pubblicato dalla Lewis University Press di Luca Balestrieri, dice che la debolezza dell'Europa, la debolezza politica, dipende dalla mancanza di propri campioni, cioè delle proprie big tech. Noi non le abbiamo, non esistono in Europa. Gli ecosistemi a proiezione globale che stanno rifondando anche la produzione culturale, ossia le piattaforme mondo, sono statunitensi o anche cinesi. Ci sta dicendo che l'Europa può impegnarsi finché vuole, ma se non trova un modo di gestire questa identità digitale che noi abbiamo, è destinata a soccombere anche dal punto di vista politico. C'è un altro studioso italiano che si chiama Roberto Baldoni, che ha appena pubblicato Sovranità digitale dal Mulino, e secondo Baldoni lui dice proprio testuale che il pieno controllo dei dati circolanti nel proprio paese è fondamentale per il mantenimento della sovranità digitale e non. Quindi anche ci sta dicendo che senza il possesso dei nostri, un tempo si diceva senza il possesso della nostra moneta non possiamo essere sovrani. Adesso si aggiunge non solo la moneta, ma anche il possesso dei dati digitali. Un pensatore che forse non ci aspetteremmo di trovare su questi temi e che invece lo ha affrontato questo capitolo con profondità è Henry Kissinger, che insieme a Craig Mundie e Eric Schmidt ha scritto un volume che si intitolava Genesi, come navigare nell'era dell'intelligenza artificiale, e qua diciamo metteva insieme i big data, l'intelligenza artificiale e la sovranità. Anche qua la tesi di fondo è che come dire, la piena sovranità
non si può più avere se uno Stato non è consapevole della presenza, non è consapevole della necessità di possedere e controllare i propri dati. Bene, io passerei rapidamente a un altro libro, che è l'ultima cosa di cui vi voglio parlare oggi. È un saggio da prendere con le molle, nel senso che è molto controverso, però diciamo è un saggio di un grande storico inglese che si chiama Richard Overy, e l'editore non è certo un editore di nicchia né un editore pericolosamente revisionista di destra, perché è Einaudi l'editore, e il libro si intitola Pioggia di distruzione, Tokyo, Hiroshima e la bomba. Questo studioso ci dice papale che in realtà i bombardamenti incendiari sulle città europee, Dresda ad esempio, e l'uso delle armi nucleari sul terreno giapponese non era in realtà indispensabile per vincere e concludere rapidamente la guerra, come si è detto. Lui ci dice che la seconda guerra, non dobbiamo essere ciechi, lo scopo della seconda guerra mondiale, lo scopo dei bombardamenti è proprio quello di provocare il maggior numero possibile di vittime civili. Cioè ci dice, non è vero che i civili sono gli effetti collaterali delle guerre, no, i civili sono il bersaglio scelto a partire dalla seconda guerra mondiale, quando bombardando dall'alto si potevano radere al suolo intere città. Beh, capite che mette duramente alla prova, documenti alla mano, la tesi che di solito si dibatte, di solito si dice, è che appunto la bomba atomica era necessaria perché il Giappone non aveva una cultura della resa, e per far finire alla svelta la guerra bisognava fare una strage, e invece Overy ci dice non era necessario fare una strage, il Giappone era già completamente piegato, e si volle invece far vedere che gli Stati Uniti erano in possesso della bomba, e quindi la usarono per causare un'enorme impressione non solo sui nemici, i giapponesi, ma anche sugli alleati, ovvero in primis sulla Russia. E quindi insomma è un libro che secondo me merita di essere letto e anche discusso. È molto breve, è documentatissimo, sono 200 pagine scarse che secondo me meritano. Concludo con questo aneddoto velocissimo. Quando ci fu il processo di Tokyo, che era diciamo l'equivalente del processo di Norimberga, però per i crimini di guerra giapponesi, i giapponesi incriminati avevano tra gli avvocati anche un avvocato americano, quindi avevano avvocati di ogni indiani, giapponesi, ma c'era anche un americano. E quando il tribunale si riunì nelle prime sedute, fu proprio l'avvocato americano a intervenire per primo e disse: ma noi siamo qua a discutere di crimini contro l'umanità, che peraltro non esistevano, cioè sono stati, come dire, creati, teorizzati dopo la fine della guerra, quindi durante la guerra uno non sapeva che stava commettendo un crimine contro l'umanità dal punto di vista giuridico. Questo avvocato si alza e dice: vabbè, allora tira fuori la foto di Hiroshima rasa al suolo, la mostra alla giuria e dice al presidente del tribunale e alla giuria, e dice: ma se vogliamo parlare di crimini contro l'umanità, di questo, indica la foto con Hiroshima rasa al suolo, questo voi come lo classificate? E poi dopo ci furono le condanne, che furono inevitabili, perché se avessero mandati assolti i giapponesi, era come dire che anche i nazisti andavano assolti a Norimberga. Insomma, è un terreno scivoloso da prendere con le molle, però qui c'è, come dire, cibo per riflessioni abbondanti. Con questo vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima. Ciao. Paperback writer.
Avete ascoltato Alta Tiratura.